Una nuova puntata di Amici. Bergamaschi e bresciani sono di nuovo alle prese con la loro storica rivalità oppure sono in tregua in questo anno di capitale della cultura? Allora, Corso Zanardelli qui in alto è il passeggio del centro di Brescia dedicato al famoso statista bresciano e accompagnato dai portici su un lato. Che diranno i bergamaschi? E i bresciani avranno mai visto questo elegante palazzo? È Palazzo Nuovo a Bergamo Alta, prestigiosa sede della Biblioteca Civica Angelo Mai. Sigla. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. A spasso per Bergamo Alta con la signora Paola e la mamma Giusy. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. Come si fa qua con la carrozzina? È agevole? Insomma, Devi stare un pochino attenti. Esperte, Siete esperte? siamo esperte. Queste qua della zona di Bergamo Alta? Certo, siamo bergamasche. no, non abitiamo in Bergamo Alta, però non troppo distanti. Si sta bene qui, che si dice? E questo anno della cultura come va Bergamo Brescia secondo voi? Benissimo, molto bene, sono contenta. Bergamo e Brescia alleate e ce l'abbiamo fatta dopo Tanta sofferenza anche? terribile. Ecco, però insomma dai, ora guardiamo al futuro con fiducia e speriamo che con un po' di serenità. C'è qualcosa che invidia ai bresciani che i bergamaschi non hanno, viceversa? Beh, le circonvallazioni, una viabilità più larga, più ampia, per noi siamo ristrettissimi. Non è la prima che ci fa questa osservazione. Dal punto di vista sono messi meglio. Ecco qua, questa è un'immagine del centro di Brescia, riconoscete questa? Certo, Che cos'è? Corso Zanardelli. Che Questo è gioia. facile. Questo è Corso Zanardelli, esatto. Yes. Ecco, vabbè, allora vi aspetteremo a Brescia, intanto salutiamo i cugini bresciani. Grazie altrettanto. Ciao, Prego. Valcamonica. Valcamonica, perché Valcamonica? Tonale. Per sciare. Quando veniamo a Brescia ci fate festa, Certo, noi prepariamo tutto, il tappeto rosso per voi. Tappeto rosso. Grazie. Ciao. A risentirci, Buonasera, grazie. grazie. Siamo tornati a Brescia, lei è bresciano? Sono bresciano. Bresciano, come si chiama? Gabriele, grazie per stare un attimo in nostra compagnia. Senta Gabriele, lei conosce un po' Bergamo, sì, ho fatto qualche giro a Bergamo Con chi? Vuoi saperlo? con mia moglie e i miei figli. Ecco, lo dica perché poi giustamente chi ascolta dice ma io questo l'ho visto a Bergamo. Vabbè, con la moglie è piaciuta la città, alla famiglia? È bella, Bergamo è bella. Quando è l'ultima volta? Credo prima del lockdown. Ah, ecco, quindi lei, caro Gabriele, si adopererà, si applicherà per visitare Bergamo anche in quest'anno della cultura. Ma quest'anno sarà occasione per andare a Bergamo senz'altro. E che si farà a Bergamo? Sono meglio i bresciani e i bergamaschi. E il centro storico è più bello quello di Brescia o quello di Bergamo? E cosa hanno in più i bergamaschi dei bresciani o viceversa? Insomma, parli male di qualcuno. Allora, il centro di Bergamo forse è bello come quello di Brescia, ecco, forse anche più bello. La parte bassa di Bergamo è meno bella di Brescia, questo senza dubbio. E questo palazzo lei non l'ha mai visto? Ma sì, sicuramente l'ho visto, però non saprei dirti. Potrebbe essere a Bergamo, sì. Sì, no, è bergamasco il palazzo. Sì, no, questo sì, non è che sta a Pistoia o da altre parti, non è che ti portiamo sulla cattiva strada. Dico, vabbè, ma Piazza Vecchia. Sì, no, questo palazzo è in Piazza Vecchia a Bergamo Alta ed è la sede della Biblioteca Civica Angelo Mai. Ah, bello, potrebbe essere l'occasione di andarlo a visitare. E a sfogliare tutti i volumi della biblioteca. Uno per uno. Uno a imparare a memoria, Beh sì, magari qualcosa di interessante impariamo anche a Bergamo. Vabbè, senta Gabriele, mandiamo un saluto ai bergamaschi in dialetto bresciano o in italiano, come preferisce? Ma saluterei i bergamaschi in italiano dicendo che quest'anno abbiamo tante occasioni per volerci bene, almeno una in più degli anni scorsi. E se lo dice Gabriele, mi raccomando. Alla prossima, grazie, ciao. Brescia e Bergamo e Brescia.